Buongiorno, benvenuti a questo primo appuntamento di oggi con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca. Tragedia nella notte a Udine. Un ragazzo di 16 anni, RF di Pagnacco, è morto poco prima delle 22 di ieri sera in via delle Ferriere. Il giovane è stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali da una vettura Smart condotta da un uomo di Udine. Inutili sono stati purtroppo i soccorsi prestati dal personale medico di un'ambulanza inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto, per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine. Il maltempo di questa notte ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi e piante finiti sulla carreggiata. Nel Friuli occidentale i pompieri sono intervenuti a Brugnera, in via Villavarda, a circa 200 metri dal palazzo del municipio, per la rimozione di una pianta rovinata in strada. Sempre i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti poi in via Bellasio a Cordenons nelle prime ore di oggi per la rimozione di una grossa pianta finita sulla carreggiata. L'albero ha invaso completamente la sede stradale, nessuna persona è rimasta ferita e gli alberi non hanno colpito automobili o altri mezzi. Anche nell'ex provincia di Udine i vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni rami finiti sulla strada a Cornino di Forgaria e tra Fagagna e Maiano. Le piogge intense non hanno causato altri problemi durante la notte. Verso le 2:45 di questa mattina la squadra del distaccamento di Opicina e due partenze autogru del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste sono intervenute sulla bretella del RA 13 per Fernetti per un incidente stradale. Un autoarticolato, per cause ancora da accertare, forse un colpo di sonno, ha terminato la sua corsa sospeso su un muro a fianco della carreggiata. Il conducente del mezzo, un cittadino slovacco di 52 anni, è stato preso in carico dal personale sanitario inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova, in condizioni non gravi. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e con l'ausilio di due autogru hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo riposizionandolo sulla carreggiata. Furto e sostituzione di persona, questa è l'ipotesi di reato per cui si sta procedendo nei confronti di una donna di 31 anni residente nel Casertano e nei confronti del suo convivente, un uomo di 48 anni. Attraverso l'utilizzo dei dati anagrafici e del codice fiscale di una persona defunta, i due hanno attivato in modalità vocal ordering un contratto di fornitura di corrente elettrica. In questo modo hanno causato un danno economico di 650 euro al fratello della persona scomparsa, un uomo di 63 anni residente a Campoformido. Sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Campoformido, stazione comandata dal luogotenente Giovanni Sergi. I fatti risalgono al 28 aprile scorso. I due conviventi sono stati denunciati a piede libero. E un locale a Udine Sud è stato chiuso per 5 giorni per violazione delle norme anti-Covid. Alla chiusura si aggiunge una sanzione amministrativa. La decisione in seguito all'intervento di 4 pattuglie della polizia locale dopo una lunga serie di segnalazioni. I vigili hanno accertato la presenza di numerosi avventori nei locali interni, in violazione del divieto di consumare cibi e bevande al chiuso e del divieto di assembramento. Sono state sanzionate 18 persone, in molti invece sono riusciti ad allontanarsi. Si è chiuso alle 1:40 del mattino sotto una pioggia battente l'intervento di soccorso sul Monte Corno nei pressi di Stavoli Peli nelle Alpi Carniche. 12 soccorritori della stazione di Forni di Sopra assieme a quelli della Guardia di Finanza hanno raggiunto la persona ferita, una 49enne di Ruda, e il compagno poco dopo le 23. La donna, dolorante per la frattura alla caviglia, è stata stabilizzata dall'infermiere volontario unitosi al gruppo dei soccorritori dalla stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino ed è stata sistemata sulla barella e trasportata in falsopiano e poi in salita a spalla da 6 soccorritori, superando non senza difficoltà tratti con neve e soprattutto i numerosi schianti di alberi e rami di traverso con le soste necessarie a liberare il passaggio con la motosega. Denunciati ieri pomeriggio da personale della squadra volante un triestino del 1992 per il danneggiamento di un'autovettura in via Matteotti e un kosovaro del 1972 per il furto di un veicolo. Quest'ultimo ha approfittato di un momento di disattenzione del guidatore intento a scaricare delle cassette di generi alimentari, vi è salito a bordo ed è scappato risalendo strada del Friuli verso l'abitato di Prosecco. Prontamente il derubato e 2 suoi vicini si sono messi alla guida dei propri motocicli e hanno raggiunto poco dopo l'uomo. Sul posto sono intervenute le volanti
controllanti che hanno accompagnato il kosovaro in ufficio per gli atti di competenza. Proseguono intanto i controlli predisposti per monitorare l'osservanza della normativa. Nel complesso, dal 26 aprile a ieri, la Polizia di Stato ha controllato nell'intera provincia di Trieste 2.866 persone, sanzionandone 30, di cui 5 durante le ore di coprifuoco, 10 denunciati perché hanno abbandonato l'isolamento fiduciario, mentre sono stati controllati 166 attività ed esercizi commerciali. L'INPS è alle prese con una gravissima carenza di personale in tutte le sedi della Regione e la situazione sembra destinata ad aggravarsi. Per denunciare la situazione, una delegazione di CGIL e CISL-UIL, Confederali di Trieste, incontrerà domani mattina il prefetto del capoluogo Giuliano. Gravissime carenze di organico del personale INPS in tutte le sedi regionali. È per denunciare questo che una delegazione di CGIL, CISL e UIL, Confederali di Trieste, composta da Michele Piga, Luciano Bordin e Matteo Zorn, incontrerà domani mattina il prefetto di Trieste. Dati alla mano, in 5 anni si è perso il 27% di personale a Gorizia e il 24% a Trieste, fanno sapere. Il calo dell'organico si è fatto sentire anche a Pordenone con un meno 18% e a Udine segnando un meno 12%. Le 20 assunzioni registrate negli ultimi mesi in regione, appena lo 0,49% del totale, dopo l'ultimo concorso per consulenti di protezione sociale completato nel luglio 2019, non sono sufficienti a bilanciare una situazione che pare destinata ad aggravarsi ulteriormente. Nella nota i sindacati confederali continuano a spiegare che nemmeno una di queste assunzioni ha interessato gli uffici del capoluogo Giuliano, dove si stima che a fine 2021 il numero di dipendenti delle aree professionali scenderà a 69 unità. Nel 2012, anno in cui si era registrato l'assorbimento nell'INPS del personale ex INPDAP, erano 141. CGIL e CISL e UIL denunciano ormai da tempo il mancato turnover che rischia di far sentire i propri effetti nel giro di 2 o 3 anni, quando in assenza di un opportuno ricambio generazionale e con un numero crescente di lavoratori prossimi alla pensione, le sedi non saranno più in grado di gestire le prestazioni principali, con gravi e inevitabili ripercussioni sui servizi da erogare ai cittadini. Il prossimo step già programmato prevede il coinvolgimento della politica regionale finché si faccia portavoce a Roma dei disagi causati dalla mancata sostituzione del personale, specie in un momento come quello attuale in cui, fanno notare i sindacati, complice l'emergenza Covid, si registra un incremento esponenziale delle prestazioni INPS. Basti pensare a come sono lievitate le richieste di cassa integrazioni rispetto al 2019. L'Associazione 50 e più di Udine, che riunisce i pensionati del commercio, ha voluto ringraziare il personale sanitario ed essere vicina agli anziani e ai più fragili organizzando uno spettacolo all'interno della Quiete di Udine. Sul palco, davanti ad una rappresentanza degli ospiti, Barbara Enrico, Andrea Castiglione e Claudio Moretti. La 50 e più di Udine ha voluto quest'oggi essere qui per testimoniare con la sua partecipazione, con la sua presenza, una testimonianza nei confronti di tutto il settore dei medici e degli infermieri che in questo anno di pandemia si sono adoperati. Una manifestazione molto concreta che vuole praticamente con questa breve cerimonia ringraziare di cuore tutto il personale, perché effettivamente il nostro paese sarebbe stato diversamente in ginocchio. L'abbiamo dovuto rimandare più volte perché ovviamente solo ora siamo in zona gialla e quindi questo ci ha dato l'opportunità appunto di essere qui alla Casa di Cura La Quiete, perché conta oltre 420 posti, è il più grande centro di cura per le persone anziane e come associazione abbiamo voluto proprio testimoniare con la nostra presenza qui oggi la vicinanza verso queste persone che sono quelle che purtroppo hanno sofferto di più e sono quelle che sono venute a mancare tra questi tanti dei nostri amici. Quindi un grazie di cuore a tutti coloro che continuano a lavorare per combattere questa epidemia. Siamo così arrivati allo sport, è il giorno di Udinese-Juventus, in campo alle 18, Gotti arriva alla sfida con un attacco spuntato, dovrà affidarsi a Okaka e Pereira. Sentiamo il tecnico alla vigilia. La Juventus, è inutile sottolinearlo, è una squadra forte che con tanti giocatori molto bravi e per pensare di portare a casa un risultato con loro bisogna difendere bene, con grande aggressività in certe zone del campo prevalentemente,
e non accontentarsi di difendere. Tutti sappiamo l'importanza e il prestigio dell'obiettivo Champions League. Non credo proprio che troveremo una Juve distratta. Quello che sta succedendo a noi quest'anno supera i limiti della casistica, ma per come vengono gli infortuni traumatici che vengono fuori da episodi normalissimi. Insomma, facciamo veramente fatica a spiegarci questa cosa che sta succedendo, con infortuni molto gravi e tutti di origine traumatica. E per seguire l'Udinese vi ricordo l'appuntamento delle 17:30 su Telefriuli con Aspettando Poltronissima. In Serie B il Pordenone è stato sconfitto ieri dalla Reggiana 1-0, si complica quindi la corsa alla salvezza. Sentiamo mister Domizzi. Pomeriggio no, per il risultato, perché purtroppo abbiamo regalato, nel senso che la partita è sempre stata sotto controllo dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista tecnico. Poi siamo stati poco cattivi, poco rabbiosi in occasione della palla inattiva del gol preso, e anche altre 2 o 3 occasioni sia al primo tempo che al secondo tempo, dove sono passate tante palle in aria e non siamo mai riusciti a dare la zampata giusta, ma non solo tecnicamente, proprio come cattiveria. Penso ad esempio all'episodio del primo tempo, dove poi non ho capito se fosse fuori gioco o meno, o se l'avesse presa di mano il loro difensore, però abbiamo avuto 3 opportunità di tirare in porta da 3 metri e, al di là di come poi ha fischiato e ha deciso l'arbitro, 3 volte siamo riusciti a non buttare dentro la palla. Questo da questo punto di vista dispiace, perché secondo me la prestazione l'abbiamo fatta buona, meglio anche di altre volte dove magari abbiamo vinto. E siamo al basket. Per quanto riguarda la Web Gesteco Cividale, alle 18 palla a 2 per l'ottava e ultima giornata della seconda fase. La Web affronta nelle Marche la Rossella Virtus Civitanova. Sentiamo le parole alla vigilia di coach Pillastrini. Dobbiamo tirare fuori tutta la parte agonistica che ci ha contraddistinto per mesi, che in questa partita per 1000 ragioni non siamo riusciti a tirare fuori. Dobbiamo trovare quell'intensità, quell'agonismo appunto che sono essenziali, e poi anche da un punto di vista tecnico dobbiamo fare le cose bene. È un periodo in cui sicuramente abbiamo un calo fisico anche, spero un calo, sono convinto che sia un calo momentaneo che riprenderemo nei prossimi 10-15 giorni in vista dei playoff, però intanto dobbiamo riuscire a giocare bene questa partita, essere pronti, essere adeguati, perché è una partita di trasferta complicata contro una squadra che ha ancora esigenze di classifica, quindi sarà sicuramente motivata. Per ora è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione, buon pomeriggio.